I'm not a writer. E dalla bocca del canone una canzone suonerà. Jamming, and I hope you like jamming too. Na 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 ni na ni ni na tarariririra. E il caffè io mi farò. Buongiorno un cazzo. Perché sabato io ho trovato, che culo, bella autoradio, degli amici la vendono, la prendo a 60 euro con anche il microfonino per le telefoni, sono mega rincoglionito, te la faccio vedere dopo, ci siamo capiti. Ci vuole un caffè, forse 2, anche 3, o 20, 90, 220, 40 mila milioni di miliardi di triliardi di caffè, tutti quanti per me. Vado a prendere sto zucchero, è una roba troppo strana, sembra tipo la sabbia bagnata, quella che trovi in riva al mare, no? Cioè, per cosarlo, non so se riesci a vedere, perché ho anche tutto chiuso qua, per la privacy, allora ho chiuso tutto. È tipo duro, no? Da tipo tagliare, è una consistenza tipo la cacca del cane. Sì, guarda, sembra di cosare la cacca del cane e me la butto dentro il caffè. Buono? No, non buono. Ringrazio, mi ha regalato l'uovo di cioccolata, ma botta di culo. Stavo parlando con un mio amico pittore, no? È venuto fuori il discorso della carta apparati qua, mi regala la colla perché gliel'hanno regalata un fornitore di vernici, quindi la colla me l'ha già portata e la sua compagna vende l'autoradio. Io oggi devo andare a prendere l'autoradio, quindi una super autoradio con collegamento per Android, Bluetooth, microfonino separato per il Bluetooth e tutto quanto, fantastico, 60 euro. Dobbiamo trovarci adesso da qualche parte. Bello, botte di culo, buono. Minchia, se inizia a far caldo. Occhio gli acquisti di oggi. TAC One era quello che teneva di più di quelli che ho trovato e non ho trovato i laterali, quindi temporaneamente ho messo questo. Me li hanno venduti doppi, nel senso che adesso ne ho 4, però vabbè, me li tengo di scorta, si sa mai. E cos'altro devo dire? No, una rottura di balle, devo togliere ogni volta, guarda, il coso, il porta tablet, no? Mi fa il navigatore, perché sennò giustamente non gli va dentro, perché ha la ventosa che va sul vetro. Allora stavo studiando, sì, adesso manca l'autoradio perché ho preso l'autoradio nuovo, te l'ho fatto vedere, porca troia. Eccola qua. Questa dovrebbe avere, non ho capito, music playback per Android, devo ancora capire cos'è. Puoi attaccarci la pendrive, buona cosa, quindi in teoria anche forse dargli alimentazione al telefonino, devo verificare. E vabbè, legge MP3, Windows Media Audio, i FLAC, buona roba i FLAC, non lo sapevo. E il Bluetooth, cosa più interessante per me. Eccola, sembra molto carina. Puoi scegliere anche il colore, hai l'aux davanti, vedi, l'entrata per il jack per attaccarsi altre cose, e anche il microfonino per il Bluetooth che me lo devo studiare, agganciare bene da qualche parte. L'unica cosa è completamente diverso l'attacco da quello che ho già su. Adesso vedo stasera con lo zio, che lo zio sa sempre tutto. Intanto ho preso questo. Mi hanno detto i commessi di prendere questo, così intanto uno, quindi se dovesse servire l'adattatore ce l'ho. Un'altra cosetta che ho preso oggi, lo volevo da tanto, il portacellulare, perché ti appoggio qua, hop, permesso, arrivo, non vedere la maglietta, perché ogni volta, allora lì volevo mettere TV e coso, qui bene o male ci attacco gli occhiali, pensavo quasi quasi di metterlo qui, il cellulare qui, così, ecco, alla stessa altezza, esatto, sì, o meglio ancora, no, meglio ancora qui, perché poi sì, lo metto lì. Vediamo se riesco a metterti da qualche parte. Stai da qualche parte te, no? Qua forse stai, eccoti là, vedi che là ci stai, no? Allora pensavo di metterlo qui, anche esteticamente alla stessa altezza della ciabatta. Qua le due porte USB, quindi posso ricaricare il telefonino e tenerlo lì, qua, perché qua ci metto gli occhiali, se tu metto gli occhiali, perfetto, geniale.
troppo geniale, forse devo essere meno geniale. E io intanto provo col biadesivo. Il giorno che si staccherà, solito lavoro, trappano 1, trappano 2 e ci metto 2 viti. Aspetta, perché io non ho le unghie, che due coglioni. Questa è una rottura di cacchio. Forse ci vuole la mia super forbice, fermo là. Eccomi. Eccomi. Che bello, mi piacciono tutte ste tramazzate. Tanto so che col biadesivo si staccherà, ma vabbè. T'ho detto intanto così, per usarlo subito. Nella remota eventualità dovesse tenere meglio, altrimenti altezza qua, tu qua e là, perché c'hai gli occhiali. In bolla così, più o meno, sì. Perfetto. Il cellulare adesso è di là, sì. Vabbè, qua ci infili dentro il cellulare. Fantastica, che ti faccio vedere. Sta a scampare. Scampi sempre. Eccolo, perfetto. L'angolino ricarica telefonino e il cazzo degli occhiali. Proprio qua un giorno studio come attaccargli la monitor. Non so se con un braccio estendibile, perché i bracci estendibili ti aumentano molto di spessore, hai capito? Cioè è strano che nel 2000 qualcosa non ne abbiano inventati tipo a 4 fogli quadrati, che quindi hai tutta la robustezza e spessore alla fine mezzo centimetro tutti e tre, e puoi allungarli, no? Io non capisco. Minchia che caldetto è arrivata l'estate, sì. Ho preso anche questo, che è un velcro con adesivo, perché il cane, ti faccio vedere, perché vedi il mio amato Fuffi me lo sposta sempre così, tipo, no? Lo trovo così, allora gli metto il feltro qua e via, lui sta appeso. Giustamente il posacenere da viaggio, che se sono tipo in zone, cioè, sì, che non è il caso di sporcare. Dai che ti collaudo, ti apri un po' troppo facilmente. Allora era come quello dei cinesi, l'ho preso al Beps, l'ho pagato tipo il quadruplo. Bisogna sperimentare nella vita, bisogna. E pur perdendo si impara, in questo caso ho perso, nel senso. Boh, il pennello per la colla qua, che mi ha regalato mio amico, ce l'ho nell'altra casa, diciamo, me l'ha portata lì. E questi perché il mio suino pericoloso mi aveva fatto fuori i paraurti, andiamo a metterli subito. Vamos! Sono nel parcheggio di un centro commerciale, perché adesso vado a prendergli le sardine, il cane è pericoloso. Ah, che panorama! Io direi di attaccarlo, guarda, una qua e questa è grandina, vabbè, ce la facciamo. Hot decoration. Tiepido, cazzo dici? Perso uno, meno che, no, giustamente è caduto con la colla verso il basso, giustamente. Vabbè, oggi è una giornata un po' così, ridiamoci sopra. Eccoti là, perfetto. Quello è sporco, perché forse non tutti sanno che il maiale è il terzo animale più intelligente del mondo, e io te lo confermo, solo che ha anche un carattere di merda, è tanto permaloso. Cioè, se io quando ci incazziamo, litighiamo, questo mi distrugge il camper, capisci? Eccolo, meglio di niente. Altre spacchette in giro, anche qua me l'ha fatto, ma è un bastardo quel suino. Basta, resto è plasticone. Nella targa, giustamente, Repubblica Italiana, cane, sì, ci sta. Bellissimo. Più canino, dai. Che devasto. Adesso sistemiamo la spesa. Tutta oggi a correre di qua e di là, cinesi, centri commerciali, supermercati. Sì, cane, adesso voleva dire, siamo andati anche a prendere pappe di Emmy, e anche vogliamo pappe di Emmy, cioè non solo siamo andati a prenderle, ma anche le vogliamo. Cioè ho da mangiare posso rimanere fermo 2 mesi tranquillamente. Porca miseria, avevo paura di rimanere senza, perché stanotte dormo in brussa. Sai che ce l'hanno andati l'altra volta. E vabbè, cos'è che ho preso? Che ho ancora il frigo da sistemare, c'è la termocopia da cambiare.
quindi non funziona il frigo. È il luogo un po' più fresco, per carità, però non funziona. Quindi ho preso dei pomodorini da seccare subito, della rucola da seccare subito, delle cotolette di soia e un'altra roba. Ah sì, cazzo, era spezzatino vegetale, ma è roba che era in congelatore, hai capito? Quindi è da far fuori, porca di quella trota. Cazzo, ho preso ancora senape. Spero di non aver preso la senape. No, non ho preso la senape. Bene, bene. O è quella che l'ho già messa in ordine, no? No, non ho proprio preso la senape. Ma c'è l'ICP sauce qua, io la butterei. E ancora là sei. Guarda che ho una sonno con sti cambi di stagione, mamma mia. Sono le 8:15, sono già che mi sto addormentando. Oh, andiamo a vedere qua se c'è l'acqua. Butta la freccia. Butta la freccia. Ah no, ecco, è chiuso. Niente. Io sto vedendo tutti i posti che hanno l'acqua e dopo me li segno sulle mie mappe, no? Hai capito? E ho tutte le categorie, no? Con wifi, l'acqua, questo e quello, buono, cazzo, molto buono. Sì, insomma, io sono passato per la casa vecchia prima, potevo far lì il carico dell'acqua al camper e alle bottiglie che uso per la pasta e il caffè, però mi voglio, sì, mi sto già preparando io per l'avventura, insomma, quindi niente, insomma, dormo sempre qua, faccio l'acqua qua, eccetera. Allora, adesso che stiamo andando in Brussa, viene giù il nostro amico Schulz, quello col camper che hai visto l'altra volta, il camper grosso, no? E il cane, il Labrador, no? Quello con l'orciopoli. E dopo vengono anche gli altri zingari, ma senza camper, perché ce l'hanno a rifare le pareti anche loro, no? E non lo so se ci sarà tanta gente, se ci saranno tanti tu, perché tu come me vieni col camper, no? E questo è il periodo, diciamo. Cavolo, non so neanche se è a pagamento. Fammi pensare. A parte che io magari arrivo tardi, forse è a pagamento nell'orario di spiaggia d'estate. Sono a sta ricerca il distributore, perché pensavo che fossero tipo la maggior parte dei distributori avere l'acqua, no? Cioè un rubinetto, un normalissimo rubinetto. Porca troia, uno qua, entra in contromano, dai. Entra in contromano! Yeah, me ne sono accorto all'ultimo. Ma qua è tutto chiuso, servito, vietato il parcheggio in tutto il coso. No, non vedo mica cose dell'acqua qua. Fammi vedere. È un po' baraccopoli sta roba. Comunque, allora, quello no. Qua lavaggio chiuso, non avevo dubbi che eri chiuso. Andiamo a vedere un attimo qua dietro, se magari qua dietro c'è il coso. Io ho il tubo a 7 metri. Cane, aspetta qua un attimo. Ma che 50.000 colonnine del 220, ma io il pannello solare non mi serve, R220 in romano. Oh, che iniziano già le goccerelline di pioggia. Invece, cioè, l'acqua al distributore, cioè non lasciatemi mica senza acqua qua, perché tanto cioè, devo stare una notte, cazzo me ne frega. Eccoci al famoso castello di Brussa. Eccolo qua, adesso lo vedi, adesso che giro a destra. No, quella è una signora col telefono. Questo è il castello della Brussa, eccolo qua. Ci siamo fermati l'altra volta, ti ricordi? Digli, raccontagli. Dobbiamo trovare quella cosa là che mi stavo dicendo. Il coso. Dai, quello dell'acqua, dai, l'acqua, ecco. Niente, qua adesso siamo arrivati, i distributori zero, proprio zero. Perché era bello, cioè, stare con l'acqua tranquilli, bellati. Va bene, siamo arrivati. O può essere che c'è la Paula da qualche parte, la Paula da qualche parte, c'è la Paula, mettiamoci le cinture, un'altra cintura supplementare oltre a quella che già ho.